un giro piccolo e un giro medio, 1500 metri da percorrere per questa categoria cadette. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es Pronto lo starter. Partita la gara. Splendido colpo d'occhio anche in questa gara. Tra poco avremo le prime indicazioni da parte degli amici della Protezione Civile che ci diranno i numeri dei concorrenti di testa, delle concorrenti di testa. Quindi giro piccolo e poi giro medio per loro, 1500 metri. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please send in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Al comando in questa prima fase col numero 90 Federica Piai della Atletica Libertas Vittorio Veneto, e poi con numero 135 nel gruppo di testa anche Leila Cattani. Vanno ora ad iniziare, ma la situazione è in grande evoluzione perché sono tutte ancora abbastanza compatte le concorrenti. Mi pare di vedere una maglia delle Fiamme Oro al comando in questo momento della gara. Camilla Gianese delle Fiamme Oro ora sta guidando la gara. Suona continuamente la campana perché tutte vanno ad iniziare l'ultimo giro. Ora le concorrenti stanno affrontando il giro di 1 chilometro. Abbiamo visto prendere l'iniziativa a conclusione del giro piccolo Camilla Gianese delle Fiamme Oro, che vediamo ancora al comando della gara in lontananza. Camilla Gianese, Martina Lucchini e numero 31
Laura Mazzoleni Ferracini. Sono queste le prime concorrenti. Camilla Gianese accenna ad un allungo nei confronti di Lucchini. La portacolori delle Fiamme Oro ha ingranato la marcia veloce e vede aumentare ora il suo vantaggio nei confronti del portacolori del Bentegodi, Lucchini. Al terzo posto con il numero 131 ora si è portata Francesca Dalla Pozza della Polisportiva Due Ville. Il vantaggio di Camilla Gianese va aumentando passo dopo passo, sembra poter disporre di una superiorità che per il momento è schiacciante. Quando mancano circa 400 metri alla conclusione della gara, Camilla Gianese è al comando davanti a Lucchini. Poi con numero 131 nel gruppetto di testa c'è anche Francesca Dalla Pozza della Polisportiva Due Ville. Camilla Gianese sempre al comando con un vantaggio che va anche aumentando in questa fase. Quando mancano ormai 150 metri alla conclusione, la portacolori delle Fiamme Oro si sta involando verso il traguardo. Camilla Gianese davanti a Martina Lucchini. Siamo ormai alla conclusione. Camilla Gianese, applausi per lei, dominatrice di questa gara della categoria cadette. Poi Lucchini, poi con numero 131 ora passa in seconda posizione Francesca Dalla Pozza ai danni di Martina Lucchini, che comunque pur valida. Poi arriva col 31, arriva anche Laura Ferracini Mazzoleni, e poi lo sprint 77-119 con Margherita De Mattia che va a regolare Diletta Moressa. Queste sono le primissime concorrenti, ora gli arrivi sono molto serrati per cui è un po' difficile seguire tutti, quindi vittoria con una dimostrazione di notevole superiorità da parte di Camilla Gianese del gruppo giovanile delle Fiamme Oro, un gruppo che tra l'altro era molto numeroso, che ha presentato il settore giovanile della Polizia di Stato, quindi è riuscito anche ad esprimere la vincitrice di questa gara davanti a una splendida Laura Beatrice Mazzoleni. Francesca Dalla Pozza che sul finale con la Polisportiva Due Ville è andata a cogliere un'ottima seconda piazza, e terza una pur valida Martina Lucchini. Queste sono le prime tre concorrenti che hanno segnato l'andamento di questa gara della categoria cadette, quindi indicazioni interessanti per il settore tecnico in questa prima gara. Poi la conferma, ulteriori conferme le avremo nel corso della seconda gara regionale che è in programma il giorno 24 gennaio nello percorso molto impegnativo di Vittorio Veneto. Anche lì tradizionalmente tradizionale sede del cross invernale, del cross Veneto, quindi in questa circostanza avremo ulteriori indicazioni per il settore tecnico. Nel frattempo si stanno preparando un altrettanto numeroso gruppo, forse qualche decina di meno rispetto alla categoria cadette, ma pur sempre un gruppo numeroso del settore maschile cadetti.